Luca Parlatini, oggi possiamo dire che questa vittoria per 3-1 è molto importante per il vostro morale, dopo che forse dopo aver dominato 2-7, il terzo avete avuto un blackout verso la fine e siete poi riusciti a vincerla. Sì, abbiamo fatto 2 set e mezzo di altissimo livello. Ci siamo un po' fermati chiudendo un po' troppo i colpi. Nel terzo set abbiamo preso 6 muri punto che nella restante parte, nella parte precedente della partita non avevamo mai preso, e lì abbiamo avuto un po' un passaggio a vuoto. Loro hanno migliorato la ricezione nel terzo set, sono state più incisive di conseguenza con l'attacco e l'abbiamo perso di misura. Brave le ragazze a riprendere il ritmo, partendo dal servizio, aggredendolo con la battuta nel quarto set. È stato un risultato meritato e ha fatto vedere una crescita sempre più elevata. Una crescita sempre più elevata perché anche la classifica lo conferma, perché in 4 partite giocate avete ottenuto 9 punti su 12, dove l'unica battuta d'arresto è stata contro l'imbattibile al momento Nardi Pallavolo Volta. Sì, quello che conta per noi adesso è trovare ritmo, trovare gioco. Stiamo andando molto bene con i tempi di attacco in posto 4. La pipe all'inizio della partita ha fatto molto bene. Abbiamo ancora difficoltà in alcuni reparti a trovarci, ad avere la chimica. Una grande risposta oggi l'hanno avuta nei punti Emma Galbero, nelle difese di Marta Scanavacca, e possiamo dire anche il ruolo di centrale inedito di Sofiana Almodi, che quest'anno si sta sacrificando tanto in questo ruolo, viste le assenze di Bogatek e di De Val. Un plauso a lei per come ha interpretato la partita, è stata brava in battuta, ha fatto delle belle cosine a muro, si è sacrificata in tanti interventi dove non si capiva dove andava la palla, lei andava per terra e provava a prenderla, ha proprio messo il cuore per le compagne, molto brava a entrare in una situazione di questo tipo e a dare quel tipo di valore alla sua prestazione. E questo tour de force continua perché mercoledì avrete già un altro recupero, dopo quello della seconda giornata di oggi avrete il recupero della prima giornata contro di nuovo Argentario, quindi un ennesimo derby a distanza di una sola settimana. Sembrano playoff ormai, perché abbiamo Argentario mercoledì e poi andiamo a Modena sabato, quindi è un playoff incrociato. Non giochiamo tutte le partite una di seguito all'altro, ma le alterniamo con altre squadre. Infatti, grazie Luca e ti auguro un in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a te.